Benvenuti ad Hanoi, capitale vietnamita, una città frenetica costruita sulla riva del fiume Rosso. Quest'oggi è il panorama della città che farà da palcoscenico a una delle ultime gare aggiunte nel campionato del mondo di Formula 1, con un circuito disegnato apposta per incoraggiare il sorpasso e credo che oggi ne vedremo delle belle. Il giro completo della pista vietnamita è lungo all'incirca 5,5 km, con un totale di 23 curve, 11 a destra e 11 a sinistra. Alcune sezioni hanno preso ispirazione da altri grandi circuiti, con la speranza di creare numerose occasioni di sorpasso. Prima di partire, guardiamo la griglia della gara di oggi, dopo le fantastiche qualifiche di ieri. Valtteri Bottas parte dalla pole position e al suo fianco c'è Lewis Hamilton. Per quanto riguarda il resto della griglia, Vettel, Leclerc, Daniel Ricciardo e Verstappen, Norris, Albon, Ocon e l'uomo della pioggia, Kvyat, Stroll, Mick, Schumacher. Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, qualificazioni 11esimi, però siamo decimi, penso per una penalità di Carlos Sainz. Bene, bene, che anche il mio rivale. Ragazzi, siamo con la livrea ufficiale Brown GP. Finalmente l'ho trovata. Ce la godiamo tutta quanta. Finalmente abbiamo qualche punto in classifica. Continuiamo così e cerchiamo di concludere anche questa. Se trovo la Renault NG 2009, metteremo quella. Così stiamo con livree ufficiali. Direi che possiamo partire così, proprio quello che vogliamo. Ok, raga, andiamo. Gran premio di Hanoi. Vai ragazzi. Go, go, go. Vedete, Canon. Sponsor ufficiali. La Brown GP, cioè. Anzi, la Comenda GP. Buona qualifica, alla fine pensavo peggio venendo le prove libere. Questa macchina fa fatica comunque sul giro secco rispetto alla media. Venendo le prove libere è così. Ragazzi, siamo quinti, incredibile, mi sono sorpassato qualsiasi cosa. La macchina c'è. Però adesso chiaramente c'è stato l'aggiornamento del telaio, il primo. Adesso dobbiamo aspettare il secondo, però ci vorrà un po' perché non ho tantissimi punti risorsa. 11, 11esimo, 16esimo giro, la sosta prevista. Stiamo attenti perché qua Ricciardo mi spaventa, Ricciardo. Ok, 28 giri da panico qua nel cittadino, che sembra comunque un circuito cittadino, quello di Hanoi. Purtroppo faccio fatica a fare certe curve. In più attenzione, yellow flag, yellow flag. Subito ai box, una Renault. Nessun ritiro, ma yellow flag. Vediamo la miscelotta. Brutto errore questo, mamma mia. Peggio di così non potevo farla questa. Ok. In realtà Ricciardo è andato ai box, ma non ho visto nessun contatto con Danielone Ricciardo. Attenzione a Lando, Lando vola. Grandissimo Lando, quanto lo vorrei in Comenda GP, però mi gasa di più ragazzi. Cognome troppo pesante, lo pretendo solo per quello. Però Lando sta rompendo i maroni, Frena, ti prego, mamma mia. Buono, beh, staccatona veramente importante.
Odio sto punto del tracciato, lo odio. Basta un attimo per sbagliare. Ah! Non stiamo per niente guidando bene, infatti Albon è tornato a un passo. L'uso del DRS sarà consentito da questo giro. Usalo nelle zone DRS se sei a meno di un secondo dall'auto davanti. Io ci provo, Beppe. Dai, pompa Cume, pompa. Abbiamo le medie noi però, Adesso mi viene in mente questo, sono tutto il resto alle soft in sto momento, lunga. Però veramente abbiamo fatto il ragionamento del telaio, ma vedo la macchina comunque non stabile. Per carità, gli altri non stavano andando bene, però delle Ferrari ho già 7 secondi. Ragazzi, siamo sempre quinti. Puoi rientrare ai box. Tutti sono ai box, sono andati ai box praticamente. Ritmo che mi è calato tantissimo. Non siamo per niente messi bene, se non lo so. Ma non ho più benza, ne avevo tantissima, tutta la benzina consumata. Dovrò cominciare prima o poi qua a sistemare anche la resistenza, perché sennò so cazzi. Schumi è sesto, anche lui probabilmente non è andato ai box. Distacco dall'auto davanti. 10,5 secondi. Macchina veramente iper discontinua. Anche proprio nella stessa gara, ho bisogno di migliorarla ancora tanto, Dopo arriveranno le gare favorevoli. Già la Cina è una gara molto favorevole, però non si può vedere una gara così. Per carità, siamo quinti, ma prendiamo troppi secondi dagli altri. Diciamo che ho tenuto bene con le medie. Però tanti hanno messo le hard, quindi vogliono fare una stossa solo. Noi siamo su 2 soste. Ma scelta curiosa per Veneziano. Chissà se resistono con le hard per quasi 20 giri. Ok, a posto. Manco male. Ma stiamo rischiando tanto, forse troppo. A questo punto devo stare in pista il più possibile e sperare. Miscela Magrotto, torniamo a standard. Ormai la miscela grassa è impossibile in sta gara. Avevo target più 2, sono a meno sono finito anche a meno 0,10. Gara difficile, gara in solitario ormai. Non capisco sinceramente tutti questi problemi. E comunque siamo quinti. Ma consumo tutto troppo, ERS, benzina. Si vede che la nostra macchina è scarsissima dal punto di vista resistenza. Il distacco dalla vettura davanti è 13,9 secondi. Cos'è successo? Dimmi se stai Incredibile. bene. Safety car, vietato sorpassare, rallenta. Spettacolo oggi a È arrivato il primo ritiro stagionale, alla terza gara, pazzesco. Brutta battuta d'arresto,
in questa terza gara della seconda stagione. I piloti si avvicinano al podio dopo una gara che definirei fenomenale. Vince Gigi Ancora una e vince volta volta il vittoria secondo spettacolare Charles, terzo dell'Argento, Hamilton. un successo meritatissimo per la Mercedes. Ai E ora ai diamo ai. un'occhiata alla Mick classifica decimo, almeno un punto lo altri porta a punti casa per Mick, Valtteri bravo. Bottas, che rinsalda il suo dominio in testa alla classifica. Passando al Veneziano pilota del giorno, sprofonda Luca, al sesto su chi posto. cade la tua scelta? Il La migliore è commenta stato GP, Sergio Perez. sesta. Oggi ci ha regalato una prestazione pazzesca, quindi è naturale scegliere lui. Ora Che delusione e che errore. Meno male che ci ha salvato il culo Mick con un punticino fondamentale. Ma per noi è un ritiro fastidiosissimo. E vabbè, era così. Sapete che il Cume, se deve ritirarsi, si ritira. Ho sbagliato, l'ho pagata, ma weekend negativo comunque in... Guarda che bella ragazzi per la Bru. In Cina possiamo fare bene. Ok, allora. Ok. Destrezza. Buono. Ricerca e sviluppo non abbiamo granché purtroppo. Stiamo sviluppando questo. Ok, questo ce lo facciamo. Qua abbiamo 1000 cose. No, 675. Ok, questi però sono fondamentali, Ok, qua abbiamo 4 milioni, strutture non possiamo far molto purtroppo. E andiamo avanti. Allenamento. Ok. Buono. Ricerca e sviluppo. Però la commenda GP è risalita a manetta, adesso so cazzi in Cina, In Cina torniamo, me lo sento. 12esimi, secondi e ritiro. Questo è l'inizio della seconda stagione. Mick 14esimo, 14esimo e decimo. L'anno scorso siamo partiti 11esimi, noni e 15esimi. Ok, Beppe. Vai al Gran Premio di Shanghai, facciamoci la nostra solita garetta, la nostra solita, diciamo, familiarizzazione col circuito. Ok. Insomma. Partenza strana, ha fatto un podio e 2 volte fuori punti con addirittura un retired. Previsioni, non è prevista pioggia, va bene. Andiamo a scaldare un po' la nostra Kumenda GP, che è ritornata grande comunque, perché raga, faccio tutto in diretta. Comunque penso che prenderò il PC, vi do un piccolo spoiler perché non ce la faccio, raga. Ok. Che caldo. Va bene. Ho parlato un po' con Carl dei nuovi Carl. e crediamo che siamo Bell'uomo Carl. andati come Un previsto. classico uomo. Bellissimo. Ok, il tuo obiettivo è attraversare il maggior numero di porte in curva il più rapido. Mi dispiace, per ora non ho queste informazioni. Mi fa piacere. Scusate, una cosa ve la devo concedere. Guardatela, che bella. Vai. Andiamo a fare un po' di casino. Ripeto, la Cina è una gara che può essere molto favorevole con una macchina competitiva. Amo la Cina.
bravissimo, grande bene. Grande bene. Torniamo nelle gare più congeniali al Cume. Nella che c'è Monte Carlo e Azerbaijan tra poco. L'Azerbaijan posso far bene. Monte Carlo, paura che collezioneremo ritiri su ritiri. Ma io spero di no. Io ci provo, raga. Molto good. E bravo Cuba, e bravo Cuba, e bravo Cuba. Ok. Zona DRS in arrivo, controlla il punto d'attivazione sul DMF. Viva la Cina, ragazzi, a livello di GP. È una gara che mi ho sempre trovato bene. Era veloce, curve larghe, come piace a me. Ok, chiudiamo un buon giro per familiarizzare. Tutto regolare. Yes. Fantastico. Buono raga, un saluto dal Comandante Veneziano. Alla prossima. Ciao.